Il romanzo però inizia con una cosa abbastanza, con un fatto abbastanza grave. Inizia con un finale. Inizia con un finale, direbbe il poeta. E allora noi cominciamo col presentare questo finale, che è quello all'inizio, perché poi la fine invece sarà tutto così anche romanzo. l'inizio. È chiaro che chi ha letto il libro sa già più o meno, è evidente che ha già le idee chiare. Chi non l'ha letto, speriamo abbia la curiosità di leggerlo. E siccome non presentiamo il libro in maniera tradizionale, cioè noi siamo seduti, lei fa le domande, cioè noi un po' cazzeggiamo, non so se si possa usare questo termine, ma possiamo storganare, cazzeggiare, e un altro invece cerchiamo di farlo vivere. Allora, questo libro vive perché comunque ha una musicalità dentro, interna, le parole, le frasi, il libro si muove attraverso il film musicale, tra l'altro. La musica c'è, è molto citata. È anche citata. Un paio d'anni fa sono morto in un incidente aereo. È stata un'esperienza tecnicamente lunga e fastidiosa, oltre che fuori luogo, ma in seguito ne ho tratto degli spunti curiosamente interessanti e non poche soddisfazioni intellettuali. Mi trovavo a bordo di un vecchio modello 747 dell'Air France. Ero il passeggero numero 133, poltrona C1021. A un certo punto il Boeing traballò. Scosso da una vibrazione sottile ma persistente, ci furono dei molteplici ripetuti "ah!" e alcuni "ah!". Dopodiché il comandante annunciò un atterraggio d'emergenza. Il mio vicino di posto, un uomo dal torace gonfio e il capo fasciato da un turbante vistoso, cominciò a pregare in una lingua che non conoscevo. Una delle oste si impallidì e venne meno. Avrei voluto urlare, o in alternativa piangere, ma non riuscì a fare né l'una né l'altra cosa. Stringi i pugni e sentii un diffuso borbottio allo stomaco. Volevo reagire con un metodo stoico, ma mi sfuggì una bestemmia. Dietro di me c'era una vecchietta dispentosa che si stava accannando per tirar fuori il giubbotto di salvataggio della mascherina per l'ossigeno. Poi l'aereo ebbe un sobbalzo. E un altro ancora. Sentì la vecchietta singhiozzare sommessamente. Cristo, disse. Ecco, un attimo dopo ci fu una specie di crash, come un rumore di molte bottiglie fracassate sul muro. Successe più o meno in quel modo. Non riuscivo a crederci. E ancora oggi nutro dei dubbi su come andarono effettivamente le cose. È proprio vero che morire ti cambia la vita.